Cri cri. Corso di autodifesa per massaie. Ebbene sì, vai alla regia, vai. Perfetto ragazzi, ferma che ce n'è una stavolta incredibile. Per la serie corso per autodifesa per massaie faremo stavolta. Ma ragazzi, stiamo scherzando. Mi è venuto questo, vedi come mi viene. Per la serie corso per autodifesa per massaie spiegheremo come difenderci, e qui mi raccomando, se siete a casa, care casalinghe, difendervi in certe circostanze. Magari siete in zone di tremende, in zone pericolosissime, tipo dal macellaio, e magari venite aggredite dal macellaio, perché può succedere. Perché se voi pensate al macellaio cosa fa? Quando vai dal macellaio e dici buongiorno signora, cosa desidera? Vorrei 1 chilo di carne. Come la vuole? A fettine. Loro fanno una fettina, mettono lì, pezzo di carta, fettina, pezzo di carta, fettina, pezzo di carta. Io mi immagino sto macellaio che va a casa e che dice alla moglie: me l'hai fatta la milanese? Sì, e gli frigge il Corriere della Sera. Perché allora quando se ne approfittano un po' troppo, può la massaia reagire, quindi il macellaio avere una reazione violenta. Come difendersi? Ora vi faccio vedere. Se può venire uno col fisico da macellaio, può venire un attimo. Venga un attimo. Un applauso al macellaio. Si metta qua. Ecco. Adesso le do questo coltello di chewing gum perché Fa male? No, non fa male. Lo tenga così. No, lo tenga in mano come un coltello, è come un macellaio. Ecco. Lei cosa macella? Dei canarini? Aspetta, ecco. Allora, state a sentire. Allora, la massaia dice: ma lei mi pesa troppa carne. Allora il macellaio ha la reazione, salta dal banco e dice: lei non sa che spese ho io. E sta per sferrare il colpo. Allora lei mi dia la pugnalata dicendo: lei non sa, ma deve essere proprio ammacellaiato. Lei non sa che spese ho io. È pronto? Lei non sa che spese ho io. Guarda, morto. Aspetti un po', aspetti un po' che lei non può dirmi, lei non sa che spese ho io, qua che è morto. Allora, perché i macellai sono dei macellai. No, lei non sa che spese. Allora lei mi fa, allora guardate bene il colpo come si para, eh. Allora lei mi faccia il gesto, io mi riparo con la sinistra, vedete? No. No, se lei provi. Così, io prendo la mano così e poi faccio questa pressione così. Ecco, adesso il macellaio è rovinato. Io sono la casalinga e mi vendico perché ho il macellaio, gli vendico tutte le casalinghe che gli ha venduto tonnellate di carta. Gli prendo il coltello, gli taglio una rete e dico: me la pesi senza carta questa volta. Ecco, il colpo ve lo faccio vedere di nuovo. Avete visto com'è? Avete visto questo e questo. Avete capito bene a casa? Ora lo rifacciamo. Grazie per la sua macelleria. Complimenti. Ora ho bisogno di una massaia che venga. Può venire un attimo, signora? Venga un attimo, grazie. Lei allora è la casalinga, io faccio il macellaio. Si metta di qua. Allora, lei mi dice, io le sto pesando fettina carne, e lei mi dice: ma basta questa carta. Ma basta questa carta. Lei non sa che spese ho io! Ha capito? Allora io le do il colpo, ha capito com'è il colpo? Cioè, con questo mi ripara così. Sì, con questo sotto. Ecco, brava. E ora spinga giù. Ecco così, ecco. No, ora lei è lì. C'è una contromossa del macellaio eclettico. Il macellaio eclettico può fare così e gli fa una Sandokan. Grazie signora. Provate questi colpi che possono risolvere le vostre bistecche. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao a tutti.